Tutte che assemblee si chiappa su e lo menaren denandi Pilat. Lì attaccaren in colpalo. Che stomp lo ventiatat che sofflave la nestreen, un improibive di paiai tribus a Cesar, e diceva di essi lui, il Crist re. Allora Pilat gli domandò: «Sei tu il re dei Giudeos?» E lui rispondè: «Tu lo disis tu». Pilat urdise ai sorestans dai predis e ai fole. In che stomp non chiatti nessun motivo per condannarlo. Ma loro attegnivin dur. Che lì il sapore il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo di vettacat de Galilea fin culè. Appena che Pilata il sentè un etal, domandà se che l'ompa gli era Galileo. E, savut che gli era so di Erode, lo mandà di Erode, che gli era a Gerusalemme giusto in che dis. Quando al viodè Gesù, Erode si indallegrà un evore. Difatti, gli era un bel piec che al bramave di viodilu, per via che aveva sintuta fevelà sul suo conto, e al sperava di viodilu a fa miracoli. Lui si interpellà a lungo, ma Gesù non gli rispondè neanche una parola. Intanto, i sorestans dai predis e i scrittures che erin lì abbattevano in saldo tal'incolpalo. Anche Erode, insieme coi suoi soldati, lo svilanà. Per sbleffarlo, gli metté in toro una veste blanche e lo tornò a mandare di Pilat. Erode e Pilat, che prima erano in rotis, dinchedè e tornarono in buinis. Pilat clamas d'ogni i sorestans dai predis, lis autoritas e il popul urdisè: «Mi ves portat che stomp come che sofflasse il popul. Po ben, io lo hai scrutinato denandi vuatris, ma non hai chiatat in lui ni son dai deles che lo incolpais. E nanti Erode, perché non se l'ha tornata a mandare in daur. Dunque, lui non l'ha fatto nulla per meritarsi la morte. Allora, dopo di velo fatto scoreà, lui la sarai libero». Per feste de Pasche, lui al scugnive mette in libertà qualche don. Tutti insieme attaccaren a Berlà. «A muart che il culì, o volen liber Barabe!» Che ella gli era stato mettuto dentro perché aveva inviato una rivolta in città e aveva copato. Pilat tornò in daura a fefelà, col fin di liberare Gesù. Ma loro e berghelavin: «Mettilo in croce, mettilo in croce!» Lui, per terze volte, disè: «Ma c'è il fatto di mal che stomp, non hai chiatato in lui, ni son delet che al merti copat, per la quale lo fasarai scoreà, e poi lo lascerai libero». Ma loro battevin sempre più forte, domandando che fosse mettuto in croce, e i loro berlis erano sempre più forti. Allora Pilat al de ordine di fa ciò che domandavano loro. Al molà che era stato mettuto in prigione per rivolte e omicidi e che loro domandavano, ma abbandonò Gesù al loro volè. Intanto che lo menava in via, affermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai chiams, e gli metterono intorno la croce di portale d'aur di Gesù. I leve d'aur un evore di enda al popolo e gli feminis che si battevano al petto e i vaivin per lui. Gesù si voltò de loro bande e urdisè: «Fis di Gerusalemme, non state vai per me, vai invece per vuatris e per i vostri fis. Ve, avvegneran giornadis che si disarà, fortunadis li sterpis, e che non han mai vus fros, e i pes che non han mai dat di tette. Allora la ente taccarà di ura lis mons, colait sore di no, e alis culinis, taponainus. Perché che se si tratta così l'envert,
ce non sarai al dall'en sec? Insieme con lui avvenivano menassa a morire anche due delinquenti. Quando arrivarono sul puesto, che i desi in luogo de crepe, a mettere in cross lui e i due delinquenti, una a destra e che l'altra a ciampe. Gesù al diceva, pari, perdoniur, perché non sanno che fasi. Intanto, dopo diversi spartiti li sosviestis, li stirarono a bruschette. E il popolo stava là. I sorestanti dal popolo investit lo svilanavano, dicendo, «Alla salvat che gli altris, che si salvi, sale il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo svilanavano, i levin d'oglie e pardai a zet, e dicevano, «Se tu sei il re degli Giudei, salviti». Parsore dal sottiaf, e ieri anche una scritta, che il chi è il re degli Giudei. Un dei delinquenti che ieri stati messi in croce lo offendeva. Non sei tu il Cristo, salviti te e anche no. Ma che l'altri lo correggeva. Non hai tu proprio nessun timore di Dio, tu che tu stai pagando la stessa condanna? Per noi è giusto, perché chi appena la pena mertade con le stesse azioni, ma lui invece non l'ha fatto nulla di male. Poi il zonta. Gesù, impensiti di me quando tu vigneras dal Toream. Gesù gli rispondè, tal dis in verità, voi tu saras con me in paradiso. Si ieri già tormesde, quando si vase scurs un tutte la tiere, fin tremai all'istre, per via che il sorelli all'era sparito. Il vel dal templi si sbregava al miec. E Gesù, berlant a tutte vos, al disè, pari, te stos manso raccomandi il mio spirito, e dopo dit così, al spirà. Il centurion, vedendo che gli era succeduto, al glorificava Dio, che stomp gli era proprio tugnosto. Anche doi che si erano da sdogne partia là, denant di chi fas, e tornarono a chiesa e battinsi il petto. Tutti sei amici e le femmine che avevano stato da ora in chiamò de Galilea e stavano lontano, stialando tutto ciò che succedeva. All'era un uomo di nome Josef, onde al Sinedri, un uomo giusto e buono, che non aveva tenuto mano a ciò che aveva deciduto e fatto. Egli era nativo di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il reame di Dio. Si presentò di Pilato e domandò il cuore di Gesù. Lo tirò giù de croce, lo involucciato un linsul e lo mettette un sepolcri, piccato al cret, là che non gli era stato mettuto neanche moni son. E era la viglia di Pasche e già attaccava a cricare la sabide. Le femmine che erano venute con Gesù de Galilea accompagnavano Josef a via del sepolcri e cemut che gli era stato mettuto il cuore di Gesù. Poi tornarono a chiesa per preparare profumi e onghens, tesornate de sabide e polsarin come che ordena la legge.